Maestro Scimone, domani sera, 8 settembre, un concerto imperdibile dei solisti veneti. Ci ingolosisca. E domani la stagione estiva segnala il suo vertice e insieme alla sua chiusura, diciamo, il concerto di chiusura padovana del Veneto Festival e sarà domani 8 settembre alle 21 all'Auditorium Pollini. E i solisti veneti da me diretti suoneranno con Uto Ughi, il violinista italiano più famoso e più amato dal pubblico, il quale eseguirà un programma meraviglioso, eseguirà un concerto di il padovano Giuseppe Tartini, istriano, il padovano di adozione, il famoso maestro delle nazioni, per 50 anni primo violino dell'orchestra di Sant'Antonio, e poi dopo eseguirà un concerto di Mozart stupendo, il concerto in La maggiore, nel quale inserirà un secondo tempo che Mozart ha scritto più tardi per sostituire in meglio il secondo tempo originale di cui non era soddisfatto. È una cosa che si fa molto raramente, è molto più bella. Infine chiuderà con un pezzo molto virtuoso, una fantasia sulla Carmen del grande violinista spagnolo dell'Ottocento Pablo de Sarasate. Noi apriremo con una sinfonia brillantissima di Boccherini che descrive niente meno che la casa del diavolo. L'inferno naturalmente è uno sfoggio di colori orchestrali e di virtuosismo straordinario, e il bellissimo concerto per oboe di Domenico Cimarosa. Quindi è una serata assolutamente da non perdere. Auditorium Pollini, ore 21, domani 8 settembre.